svolta nelle indagini per risalire agli aguzzini del cittadino tunisino trovato incaprettato e seviziato in un casolare in via Cataio a Montegrotto Terme. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Abano Terme un cittadino tunisino 37enne residente nel comune termale con l'accusa di essere uno dei due aguzzini. L'uomo con un compagno aveva legato un trentenne connazionale sottoponendolo a una serie di sevizie nella notte del 28 settembre. Le sue urla disperate avevano attirato l'attenzione di alcuni cittadini che avevano avvisato prontamente i carabinieri. Il malcapitato era stato trovato dai militari seminudo con i piedi e le mani legate e infilato in uno pneumatico per bloccarlo, con una profonda ferita alla spalla. Aveva da subito destato scalpore la violenza e il rituale in stile mafioso dell'aggressione. La vittima, dopo essere stata soccorsa, aveva identificato uno dei due aguzzini, fermato poco dopo dai militari con l'accusa di sequestro di persona, rapina e lesioni. All'origine del gesto il rifiuto della vittima di fornire il recapito di un conoscente che aveva un debito coi sequestratori. Nel tentativo di procurarsi un alibi, l'arrestato si era presentato poco dopo l'aggressione dei carabinieri, denunciando di essere stato vittima di una rapina. Per questo è stato denunciato anche per simulazione di reato.